Buongiorno. Allora, le mie considerazioni sulla situazione che si sta creando, mi fa fare delle considerazioni in particolare sull'uso che potrebbe esserci e la produzione infinita di materiale usa e getta. Cioè, oggi come oggi l'esempio delle mascherine o dei guanti, che ormai dobbiamo usare per fare qualunque cosa, sono un esempio perfetto per farci capire che se andiamo verso un mondo di questo tipo, certi dispositivi non possono più essere come sono stati concepiti ad oggi, quindi il guanto di lattice o comunque di plastica e la mascherina di per sé non sono dispositivi compostabili e nemmeno riciclabili, quindi la prima considerazione che faccio è proprio legata a questo, anche perché questo potrebbe poi diventare un qualcosa che si espande a 1000 attività. Faccio l'esempio del car sharing che ho sempre utilizzato prima del coronavirus. Mi chiedo come si potrebbe evitare la possibilità di contaminarsi col passaggio da persona a persona, perché al di là dell'igienizzazione che consentono queste diciamo, chi propone questo servizio giornaliero, in realtà la necessità è dopo ogni utilizzo. Allora, anche lì cosa fai? Un coprivolante, un copricambio, cioè tutta una serie di elementi che comunque poi diventano spazzatura. Quindi spazzatura infinite. Credo sia un'opportunità per noi come progettisti, per le aziende, e un obbligo diciamo, dei governi ragionare su come gestire questa situazione, come hanno fatto per la plastic free, che adesso tra l'altro si stanno già rimangiando proprio per venire in aiuto alle aziende, però questo è un tema importante e serio secondo me. E dato che ho pochissimi secondi ancora, tiro fuori invece qualcosa di più divertente, è la mia proposta di ritornare al grembiule di scuola, cioè non riusciamo più a fare una conference call in smart working in modo un pochino formale, un po' serioso, perché il rischio sarà di rimanere in giacca e cravatta tutto il giorno anche a casa. E quindi stavo cucinando, piuttosto che stavo giocando con mio figlio, piuttosto che stavo facendo qualcos'altro, perché lo smart working a questo punto è 24 ore su 24 ed è un'attività a obiettivo, ma ho la necessità di trasformarmi tipo Superman, quindi da Clark Kent a Superman, la persona affidabile da conference, in pochissimi secondi. Allora propongo di inventarci qualcosa, un grembiule, una divisa velocissima da indossare che ti consente di diventare da casalingo preso nelle tue attività giornaliere a persona affidabile e credibile all'interno di una call. Ecco, questi sono i miei due spunti sul tema coronavirus e nuovo mondo che verrà.